Vaccino anti-Covid pronto probabilmente già dall'Epifania. L'annuncio di Zaia, pronti ad agire 24 ore su 24. Questa ad oggi è l'unica soluzione alla pandemia. Centri storici affollati, scattano le misure dei sindaci. A Verona sensi unici, a Treviso il calmaggiore transennato e deviazioni per i pedoni. In vigore da oggi nuovi obblighi per baristi e clienti dei bar inseriti nella nuova ordinanza regionale, esercenti rassegnati dopo la rabbia dei giorni scorsi. A Vicenza stamani i funerali di Paolo Rossi, il commosso addio al campione tra lacrime e ricordi, a portare il feretro i compagni di Spagna 82. Le parole della moglie Federica: grazie a tutti per questo grande abbraccio, darà la forza a me e alle nostre figlie di continuare anche senza Paolo. Tragedia a Caorle, il 49enne campione di bodybuilding Alberto Clementi trovato morto nella sua abitazione. A stroncarlo sarebbe stato un malore, disposta l'autopsia. Maltrattamenti in famiglia, 80enne di Bassano picchiato e minacciato dalla moglie 43enne, la donna arrestata dai carabinieri. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente tutti gli aggiornamenti sul fronte coronavirus, a partire proprio dai dati dell'ultimo bollettino del pomeriggio di Azienda Zero che guardiamo insieme. Sono 1883 i nuovi positivi nelle ultime ore in Veneto. Complessivamente si registrano nelle ultime 24 ore 4.637 nuove positività. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, sono 2.853 i pazienti ricoverati in area non critica in Veneto, 369 invece nelle terapie intensive. E il vaccino anti-Covid è stato al centro della conferenza stampa di oggi del presidente Zaia, vaccino che potrebbe essere pronto già dall'Epifania. E questa è la novità principale, vaccinazioni che ha annunciato il governatore Zaia scatteranno subito 24 ore su 24. Dall'Epifania potrebbe essere pronto il vaccino anti-Covid e scatterebbe così la maxi campagna per la vaccinazione. Lo annuncia il governatore Zaia, che nelle ultime ore ha presenziato al vertice governo-regioni con il ministro della Salute Speranza e il commissario Arcuri. È questa l'unica ad oggi soluzione alla pandemia, spiega. 3 le fasi: gennaio-marzo, marzo-giugno e giugno-settembre. Le aziende farmaceutiche sono pronte e dentro dicembre potrebbe esserci l'autorizzazione di EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Sembra che se il 29 accadesse questo miracolo, noi potremmo già, perché immagino che i vaccini siano già prodotti, ci siano già immagazzinati, noi siamo già organizzati, partire, ma io dico, guardate, veramente non sto scherzando l'H24, perché dovremmo cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Noi abbiamo 30.000 ospiti delle case di riposo, dai quali dobbiamo partire, che devono essere vaccinati in tempi ultra rapidi. Dobbiamo arginare questo fiume in piena, dice Zaia, poi sui contagi non ha mezzi termini. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 5.098 positivi. Facendo tanti tamponi ne viene fuori che comunque positivi se ne trovano. Vuol dire che su 100 persone testate, 8,41, 8 persone e mezzo, brutto da dire, sono positive. Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi, dice Zaia. Continua ad essere allarmante intanto il numero alto di morti, 110 persone. L'assessore Lanzarini ha chiesto per lunedì, martedì uno studio anche rispetto alle mortalità per valutare anche la provenienza dei deceduti. Sono deceduti che per la maggior parte, ma non nella totalità, sono ultra ottantenni, per capire anche quanto pesano le case di riposo e l'RSA su questa partita. E in tutto questo resta fondamentale il comportamento dei cittadini, eppure nonostante i tanti appelli che arrivano da più parti, anche in questo sabato centri storici delle città presi d'assalto dai cittadini, e così i sindaci hanno dovuto correre ai ripari. A Verona, ad esempio, come già accaduto qualche settimana fa, è stato istituito in via Mazzini, la strada dello shopping di lusso, il senso unico pedonale per evitare assembramenti. A Treviso, a cui fanno riferimento le immagini che state vedendo,
Invece nel pomeriggio è stato necessario l'intervento della Polizia Locale e della Protezione Civile per regolamentare il flusso delle tantissime persone arrivate in centro, in particolar modo nell'area pedonale del Calmaggiore con transenne e con la creazione di varchi differenziati per le entrate e le uscite dei pedoni. Intanto da oggi sono entrati in vigore anche i nuovi obblighi per baristi e clienti dei bar secondo l'ordinanza regionale, consumo solo da seduti a partire dalle 11. È scoccata l'ora dell'ulteriore stretta sui locali in chiave anti-assembramento. Ordinanza in vigore da oggi che va a toccare orari e modalità di consumazione. Un'ulteriore restrizione di tutto quello che già è difficile fare. Diciamo che ne risentiranno sicuramente le caffetterie dove magari il caffè lo prendi in piedi. Noi ormai siamo abituati, ci siamo rassegnati che in piedi non si fa più, per cui è un'ulteriore restrizione e ci adatteremo anche a questo. L'obbligo è quello di stare seduti al tavolo a partire dalle 11 fino alla chiusura alle 18, vietata la consumazione al banco. È un'ordinanza un po' particolare, molti dei clienti, diciamo dei locali d'osteria dove c'è un banco non sono molto abituati a rimanere seduti, conoscono benissimo le regole e si comportano di conseguenza, magari non sono molto comprese. Regole che hanno fatto discutere nei giorni scorsi, ad oggi i baristi più che rassegnarsi alla novità, rispettare le regole e dover mandare via i clienti in un sabato in cui il centro è gremito nonostante il divieto di passeggio non possono fare. Quando non c'è posto se ne vanno, però vabbè, bisogna accettare insomma. Clienti che si adattano e accettano le restrizioni, compreso l'invito ad indossare la mascherina anche al tavolo. In ogni caso lo faccio anche volentieri perché siamo fra amiche ma non si sa mai. Le regole devono essere rispettate, sia i clienti che l'osto. E la stanchezza per restrizioni e di PCM che si susseguono fa capolino davanti a Cassugana, come in altre sedi municipali da nord a sud, quella firmata dalle mascherine tricolore, un cartello con scritto "Non si muore solo di Covid" e un albero con i regali che il governo avrebbe lasciato agli italiani, mutuo, tasse e bollette. E parliamo adesso dell'ultimo saluto questa mattina a Paolo Rossi in piazza Duomo a Vicenza. Tanti sono stati celebrati i funerali del grande campione scomparso a 64 anni, tanti campioni del calcio ma anche tantissimi tifosi. Ci sono giorni indimenticabili, indimenticati, ci sono campioni eterni, immortali. Ci sono giorni in cui i campioni volano in cielo e qui sulla terra, invece di un grande vuoto, lasciano passione, emozione, la sensazione di aver avuto il privilegio di vederli, di viverli, di amarli. Così Paolo Rossi resterà per sempre Pablito, col suo sorriso, l'eroe umile che trascinò la nazionale a vincere il mondiale dell'82, ricordo indelebile di un calcio romantico. Il mondo, l'Italia si stringono attorno a Vicenza, a questa piazza del Duomo improvvisamente piccola per contenere un'emozione così grande. L'applauso dei tifosi, l'urlo Rossi gol, come nei giorni gloriosi delle battaglie sportive, l'ultimo tributo, poi in Duomo inizia la celebrazione dei funerali. Fuori restano i tifosi in silenzio, in preghiera, lunghi minuti di attesa. È il momento sacro, è il momento dedicato a Dio. Poi, quando le campane iniziano a urlare, in piazza esce la bara sostenuta dagli eroi di Spagna. Cabrini, Antonioni, Conti, Collovati, sullo sfondo Maldini, Roberto Baggio, ma ora non sono più giganti invincibili, si fanno piccoli di fronte alla morte, piangono, sono uomini tra gli uomini. È il momento dell'ultimo addio, gli abbracci commossi, le lacrime, i fiori, poi la macchina parte con a bordo Pablito nel suo ultimo viaggio. Ci ha sorpreso anche questa volta, ha giocato d'anticipo come faceva quando andava in gol. Se n'è andato quando nessuno se l'aspettava, ma quel che ha fatto, quel che è stato, lo ha lasciato qui,
lo ha lasciato a noi. Il tempo di un applauso, ancora uno. Ciao, campione. Avete visto nell'immagine ad accompagnare passo dopo passo il feretro di Paolo Rossi, la moglie Federica e i figli del grande campione. Paolo è sempre stato tanto, quindi veramente mi ha lasciato, io sento tanta forza, dal momento in cui ci siamo congedati, che è stato un momento dolorosissimo, io ho sentito questa forza dentro di me e questa forza mi aiuterà anche a crescere le bambine e andare avanti con le bambine. Una persona straordinaria, io dico sempre che dopo Paolo si sopravvive, ma è proprio così, si sopravvive. Però anche in questo noi, vero Mavi? Sappiamo che papà è con noi e quindi ci dà la forza, ci darà la forza, gli abbiamo fatto delle promesse e noi le manterremo tutte, vero? Ci siamo messi le mani sopra la bara, noi tre con le bimbe, e abbiamo fatto una promessa a papà, che andremo avanti, che proveremo a tornare a essere felici. Io non è che conoscessi Vicenza, non sono vicentina, sono venuta 10 volte a Vicenza, ma tutta la forza che io ho sempre sentito e l'amore nei confronti di Paolo mi ha proprio spinto, il mio cuore mi diceva devi stare lì. L'abbraccio dei tifosi è stata una cosa veramente commovente, da ieri sera la fiaccolata, oggi l'applauso. Io devo dire che noi eravamo noi tre, ci siamo prese per la mano, ho detto è una cosa meravigliosa, ci ha riempito proprio di gioia nonostante il dolore, quindi grazie anche a tutti i tifosi, grazie a Vicenza, grazie al Vicenza, grazie a tutti. E adesso i ricordi, le parole degli ex compagni di Paolo Rossi. Paolo era qualcosa di più di un fratello, io non riesco a darmi pace perché se n'è andato in silenzio così con dignità, quasi non volesse disturbare. Qui non c'entrano i 15 anni fatti insieme di carriera, le giovanili, l'Under 21, le 2 mondiali. Era la persona che era di una semplicità disarmante. Ha alzato il pallone d'oro, non parlo della Coppa del Mondo, pallone d'oro, non so se mi spiego. Il giorno dopo era a bere il caffè come una persona comune come tutti voi. È stato un privilegio essergli vicino e spero, ma mi sbaglio anche in questo senso, spero che non abbia sofferto fisicamente, ma ho paura che l'abbia fatta, quindi questa è la parte peggiore che non faccio fatica ad accettare. Abbiamo veramente passato l'infanzia, cioè la gioventù, anche i figli nostri, Alessandro con i miei, quindi ci siamo sempre frequentati anche fuori dal campo, ultimamente meno, però avevamo anche rapporto fuori dal campo. È stato sempre il goleador che tutti volevano cercare di essere, me compreso. Cercavo quando ero con lui di carpire, di capire cosa era in lui che lo faceva trovare nel posto giusto, al momento giusto, però sono qualità innate che aveva lui, era difficile da copiare. Ci ha lasciato una grande persona. Era un nostro punto di riferimento, non solo in campo ma anche fuori dal campo soprattutto. Il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue parole mi hanno permesso di entrare a far parte di quel gruppo, ecco. Quelle sono le prime cose che mi vengono in mente, ma soprattutto il suo sorriso e la sua gioia che portava, insomma, dentro il nostro gruppo, ma dentro nelle case degli italiani. Il calciatore Paolo Rossi, quindi l'incubo di tanti difensori e grazie a Dio ha giocato per l'Italia e anche per il Milan. Mi ha insegnato tanta umiltà, mi ha dato la semplicità con cui viveva la vita, è stato per me un grande insegnamento. Ricordi indimenticabili. E Paolo, scusate. Lasciamo questa pagina e passiamo alla cronaca, ad iniziare dallo shock a Caorle per l'improvvisa scomparsa del campione di bodybuilding Alberto Clementi, trovato senza vita nel bagno di casa a 49 anni. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.
Lo hanno trovato senza vita nel bagno di casa. Ora sarà l'autopsia disposta per la prossima settimana a stabilire le cause dell'improvvisa morte di Alberto Clementi, spentosi nella sua abitazione di Caorle a 49 anni. Una scomparsa al momento avvolta nel mistero. Campione di bodybuilding anche a livello internazionale, gestore di una palestra nella zona di Falconera e già responsabile del servizio d'ordine nei locali, Clementi viveva con la compagna. È stata lei a lanciare l'allarme dopo che lui, sentitosi male attorno alle 2 di notte, non le rispondeva più dal bagno in cui si era chiuso. Poco dopo la porta è stata sfondata dai vigili del fuoco, giunti nell'appartamento del rione di Santa Margherita assieme al personale sanitario. Ma all'arrivo dei soccorritori non c'era già più niente da fare. I carabinieri hanno sequestrato farmaci e integratori presenti in casa, sui quali al momento non è rilevato alcun legame con la morte dell'atleta. Il giallo potrà essere sciolto solo con l'esame autoptico dei prossimi giorni. L'ipotesi più accreditata rimane quella di un improvviso malore, un malore fatale che ha lasciato Caorle e il mondo del culturismo in lutto e sotto shock. Una persona arrestata per maltrattamenti in famiglia, ma stavolta le manette sono scattate ai polsi della moglie. Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bassano hanno tratto in arresto una donna 43enne di origine romena per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce gravi ai danni dell'anziano marito, un pensionato 80enne del Bassanese. L'uomo, che non ha mai denunciato la giovane moglie, era stato ferito dal lancio di bicchieri di vetro che gli avevano procurato diverse ferite al capo. La donna era in evidente stato di alterazione per alcolici e psicofarmaci. Si tratta sicuramente di un caso limite di disagio familiare, di disagio quindi accertato da noi all'interno delle mura domestiche. L'appello corale è quello di non omettere di presentare denunce verso l'Arma dei Carabinieri, verso le forze dell'ordine. Non trascuriamo il fatto che nei contesti condominiali persino i vicini potranno proporre anche in forma anonima una segnalazione. Una notizia di cronaca giunta poco fa, un'agenzia ANSA che parla di una quarantina di adolescenti protagonista di questa sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto di una maxi rissa. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, secondo quanto si è appreso non vi sarebbero feriti. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. L'ULSS di Padova la convoca per lo screening mammografico, ma il poliambulatorio di Via Scrovegni è chiuso con tanto di catena. E questa è la disavventura di una donna disabile e di altre persone convocate insieme a lei. Appuntamento per la mammografia, ore 8 di sabato 12 dicembre al poliambulatorio ULSS di Via Scrovegni a Padova. Lo screening biennale è gratuito. Alla signora Clara Omodeo la lettera di invito a effettuarlo è arrivata ai primi di novembre. Il portale internet di prenotazione screening della regione ha stabilito ora e data, ma qualcosa non deve essere filato liscio. Quando siamo arrivati lì verso le 8:45 vedo che c'era tanta gente, il cancello era chiuso ma mancava un quarto d'ora, abbiamo detto aspettiamo fiduciosi. C'era tanto però di catena al cancello, ci sembrava una cosa un po' esagerata, ecco, per essere un'attività che doveva partire di lì a poco. Alle 8 abbiamo cominciato a preoccuparci, a telefonare e siamo arrivati fino alle 8:30. 20 persone, quasi tutte donne, convocate alle 8 del mattino di un sabato per una importante visita di controllo in un poliambulatorio che di sabato è chiuso. Ad aspettare al freddo su un marciapiede senza notizie. Hanno cominciato a chiedersi se ci fosse stato uno sciopero. Alle 8:30 ovviamente la gente era abbastanza imbufalita. Forse invece un errore nel programma informatico dell'azienda Zero. La signora Omodeo, senza polemizzare, ringrazia la Regione per la gratuità della mammografia, anche se rileva: per me essere lì alle 8 vuol dire alzarmi alle 5:30 di mattina, perché ora che essendo invalida vesto, preparo, eccetera, per essere lì un quarto d'ora prima. È stato uno risveglio un po' pesante, ma ho detto dai, non stiamo a questionare. Tutte le persone lì a brancolare in cerca di notizie e tutte indignate. Perché un pochino il risveglio, un pochino questo assembramento che si era creato, un pochino, sì, tutti, chi veniva da fuori Padova, si era dovuto fare accompagnare dal marito e chi era dovuto, insomma è stato un disguido.
E in merito a questa vicenda, con una nota, l'ULSS 6 Eugania spiega che c'è stato un errore della segreteria organizzativa che ha inserito la data di oggi, in realtà sabato, giorno durante il quale l'attività di screening in via Scrovegni non è mai stata svolta. Ci scusiamo, prosegue l'ULSS 6, con gli interessati che lunedì verranno richiamati per fissare un'altra data, naturalmente in giorno feriale. Verrà svolta anche un'ulteriore verifica per scongiurare che la pianificazione abbia previsto altre date non corrette. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordo la nostra rubrica Il tuo presepe. Quest'anno chiediamo a voi di inviarci le immagini delle vostre natività facendo dei brevi video con il cellulare in orizzontale, di inviarle via WhatsApp al 351 1755 340. Li manderemo in onda poi nel corso dei nostri telegiornali. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. Si rinforza l'alta pressione e dunque il tempo migliora ulteriormente sul nostro territorio in questa domenica 13 dicembre. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di Santa Lucia sarà contrassegnata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, solo con locali foschie o nebbie al mattino sulle zone di pianura e nei fondovalle, ma saranno in rapido dissolvimento. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime in calo comprese tra -1 e 2 gradi, valori massimi invece in lieve aumento tra gli 8 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata in prevalenza soleggiata, cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di locali addensamenti al mattino, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tempo stabile, ampio soleggiamento, vedete su tutti i settori, qualche nebbia nelle ore più fredde. Temperature minime di qualche grado sotto lo zero, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.